La seconda corsa è anche la prima batteria del trofeo Anna Maria Grassi riservato ai gentleman. 1 Villeroy, 2 Tourbillon Spin, 3 Arta Terme Jet, 4 Athena WF, 5 Iron BLG, 6 Redford TRGF, seconda linea 7 Uragano Spritz, 8 Zecca Jet, 9 Zafira, 10 Vegas Cloudlet. Favori in chiusura per Redford TRGF, Iron BLG, Athena WF, le alternative principali. Macchina che stacca, partenza veloce Iron BLG che conquista la testa nei confronti, o perlomeno cerca di convergere nei confronti di Athena WF, operazione che riesce. All'esterno si presenta Redford TRGF. Dopo 200 metri di gara Redford insiste, attacca e passa a condurre. E quindi in vantaggio il favorito, 14,6 il lancio per Redford TRGF, seconda posizione per Iron BLG davanti ad Athena WF all'esterno. Avanza presto Zafira, 400 in 29,7, Zafira per corsie esterne. Poi vediamo lungo la corda in terza posizione Athena WF davanti a Villeroy, 45,2, intanto il passaggio ai 600, c'è andatura in questa prima parte della gara. E all'esterno Zafira cerca di progredire, trascinandosi Tourbillon Spin e quindi Vegas Cloudlet, mentre un'ultima pariglia è formata da Zecca Jet e Arta Terme Jet. Intanto 1 minuto per gli 800, da 1,15 spaccato il ritmo imposto dal leader che completa 1 chilometro in 1,15,7. Seconda posizione per Iron BLG, poi Athena WF. Cerca di avanzare Tourbillon Spin dalle seconda pariglia esterna. Intanto ha aumentato il ritmo Redford TRGF. Entra in vantaggio sulla curva Numero conclusiva, 10, la squalifica Vegas intanto per Vegas Cloudlet. squalificato. Redford TRGF in vantaggio, cerca di avanzare anche Arta Terme Jet. In seconda posizione si mantiene però Iron BLG, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Redford TRGF che è ancora in vantaggio, appesantisce un po' l'azione nel finale. Redford TRGF contro Villeroy che sul palo forse riesce a piegare il rivale, ma sono molto vicini i due, è da rivedere sicuramente, mentre per il terzo forse Uragano Spritz piega il resto della compagnia. Andiamo a rivedere l'arrivo per questa seconda e probabilmente ancora il numero 6 Redford TRGF che riesce a salvarsi dal gran finale di Villeroy che trova da correre tardi ma finisce davvero molto molto forte. Dovrebbe essersi salvato però il Redford TRGF. Otello Zorzetto in sediolo che si porta dunque in vantaggio dopo la prima batteria. Secondo posto per Villeroy Thomas Manfredini, questo dovrebbe essere l'arrivo. Al terzo dovrebbe essere il numero 7 Uragano Spritz con Elena Villani. Intanto ci viene riproposto l'arrivo che conferma a nostro avviso la vittoria del numero 6 Redford TRGF, ma aspettiamo ovviamente l'ufficialità dell'ordine d'arrivo.